Buongiorno a tutti, mi chiamo Fabio Antoniazzi, ho 41 anni, vivo a Londra da 13 anni e sono partito nel 98, fortunatamente non da solo ma con mia moglie, che era neolaureata, 23enne, e abbiamo deciso di affrontare questa esperienza all'estero. L'abbiamo fatto per il motivo, la spinta iniziale è stata quella di mia moglie, che appena laureata all'Università di Ca' Foscari voleva l'esperienza nella City di Londra e gli erano stati offerti dei lavori qui in qualche banca locale, però doveva partire dalla cassa, per lei che si è laureata pieni voti voleva qualcosa di più, quindi ha trovato un'ottima offerta di uno stage pagato, quindi non sottopagato, pagato molto bene, e siamo partiti. Ho mollato un ottimo lavoro che avevo qui di responsabile commerciale informatico, io sono perito elettronico, e abbiamo mollato tutto, ci siamo sposati e siamo partiti, e la domanda adesso dove andate a vivere dopo sposati? In un bed and breakfast a Londra, e da lì è partita la nostra esperienza a Londra. Io non parlavo inglese completamente, non dicevo una parola, e ho avuto la fortuna di avere un buon curriculum in italiano e sono andato a contattare alcune aziende di informatica londinesi, prodotti che io utilizzavo in Italia, e un'azienda taiwanese mi ha detto, ho capito perché non parlavo, quindi con un po' di inglese scritto, qualcosa, un libro, un dizionario, praticamente mi hanno offerto il lavoro. Io ho chiamato mia moglie, ho detto mi hanno offerto il lavoro, e ho detto sei sicuro, come l'hai capito perché mi parli? e da lì la cosa che noi abbiamo fatto da subito è stata quella di integrarci nel mondo britannico, nel mondo inglese. A parte noi due che parlavamo italiano tra di noi, abbiamo da subito voluto frequentare inglesi, australiani, neozelandesi per capire, per imparare la lingua. Io non sono un grande, non sono mai stato, cioè, a scuola sono stato, ma non è il mio forte, e quindi mi sono buttato. Io l'inglese l'ho imparato, diciamo, sulla strada, e concordo moltissimo con quello che è stato detto precedentemente, che è importante conoscere le lingue locali, i dialetti locali, gli aspetti culturali della zona. Io entro un mese ho imparato le regole del cricket, per esempio, perché se tu vai al bar e parli con delle persone locali devi sapere anche le cose più comuni, non solamente l'inglese, quello scolastico. Ho avuto difficoltà all'inizio, la lingua per me è stata una grossa difficoltà. Mario, che è mio amico, sa che io per il primo anno ho avuto mal di testa 24 ore al giorno, e dopo 2 anni volevamo ritornare perché ci eravamo inseriti, però io avevo un po' di nostalgia, quindi ho deciso di cambiare completamente lavoro, quindi dall'informatica, che ormai facevo da 10 anni, ho deciso, volevo qualcosa che mi riallacciasse all'Italia, alla mia nazione. Non siamo partiti perché eravamo arrabbiati con l'Italia, eravamo contenti, poi contenti dei nostri amici, tutto qui, e finora qui, però avevamo voglia di un'esperienza di vita. A me piacciono anche a me queste challenge, di fare qualcosa che ci dia qualcosa sempre. E quindi dopo 2 anni ho deciso di aprire un'azienda che portava formaggi e salumi artigianali di nicchia nel mercato inglese, e adesso dopo 10 anni ho un'azienda con 9 dipendenti e riforniamo. Se voi andate da Harrods, forse lo conoscete, io rifornisco il 99% dei formaggi e salumi nella food hall di Harrods. Riforniamo alcuni prodotti alla regina, quindi siamo, diciamo, un piccolo, la mia azienda si chiama La Credenza, e importiamo, diciamo, tutti i prodotti artigianali che vado a selezionare io in Italia, dalla Sicilia al Trentino, e Triveneti molto, anche Triveneti, e quindi cerco di portare, questo è stato la spinta che mi ha fatto in modo di rimanere, la voglia di
di avere una connessione col mio paese, questo era l'unico modo, importare i prodotti, e quello è stato fondamentale per me. La lingua, ripeto, è stato un ostacolo, però l'ho voluto affrontare proprio saltando l'ostacolo, non volevo che questo ostacolo non volevo rientrare in Italia sconfitto dopo 2 anni dicendo non mi sono adattato. Adesso sento la nostalgia, dicevo prima mentre prendevamo il caffè che adesso ho la nostalgia del dialetto, la nostalgia della mia zona, e da 4-5 anni frequentiamo sempre di più italiani, moglie e voi dei paesi tuoi, è una cosa vera anche per noi. Adesso abbiamo fatto molto un'unione con gli italiani, però i primi 5-6 anni sono serviti proprio per conoscere le abitudini locali, e questo è il consiglio che io do ai giovani. Mi ero fatto una lista, ma sto andando così in braccio. Ai giovani di adesso dico: partite e sfruttate la fortuna che abbiamo. Anch'io sono un emigrato di lusso, anche se sono partito, diciamo, con pochi soldi in tasca, ma con la voglia di sfondare, di fare. Sfruttate il tempo. Io ho dei ragazzi italiani, noi abbiamo adesso un programma con l'Università di Venezia, perché ho sempre un ragazzo dell'università che viene a lavorare in azienda da noi per 3-4 mesi, e lo paghiamo perché vogliamo che lo paghiamo meno degli altri, perché poi l'università contribuisce, però cerchiamo di dargli un supporto economico e che impari. E io dico sempre loro: non buttate via il tempo che avete, la fortuna, capite, conoscete la cultura locale, perché è fondamentale, altrimenti, e soprattutto la lingua, concentratevi e cercate di parlare con la gente, non rimanete dietro, chiusi, vergognati, rischiate, provate, perché la cosa, io mi ricordo andavo dai poliziotti in mezzo alla strada a chiedere indicazioni senza non sapere la risposta, e mi dicevano: cosa chiedi che non sa la risposta? Perché volevo fare una domanda, volevo abituarmi a parlare, perché alla fine adesso mi considerano inglese, io potrei avere il passaporto, l'abbiamo richiesto, forse lo otterremo, perché ci sentiamo anche inglesi adesso per questo motivo, ed è fondamentale secondo me quello. Così poi, se tu sai parlare, spiegarti, comunicare, io adesso sono fiero, sono sempre stato di essere italiano, veneto, e lo riesco a spiegare, lo riesco a comunicare a tutti, mentre prima senza la lingua avevo un po' di difficoltà. Quindi basta.